L'impegno è sempre notevole, anche perché, come amo ripetere, noi lavoriamo 365 giorni all'anno, prevalentemente sul web, per poi portare alla conversione all'interno della fiera col contatto direttamente con gli operatori. È un impegno importante, però ci gratifica parecchio, perché poi i risultati ci danno soddisfazione. In un mondo dove la comunicazione si sta rivoluzionando, in cui si parla sempre più di marketing, come è cambiato, se si è modificato? Mi auguro di sì, questo evento a tal proposito. Diciamo che l'evento si sta modificando piano piano coi tempi di cui si ha bisogno per i cambiamenti. Anche gli stessi espositori piano piano stanno capendo che l'epoca della digitalizzazione ha cambiato soprattutto il modo di muoversi delle persone, un cambiamento sociale più che altro, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando proprio non più alla fiera classica, ma a un evento di conversione di contatti di un'attività che dura 365 giorni all'anno, come dicevo prima. Mondo dove regna la comunicazione, il marketing e l'immagine, la fotografia è comunque presente quando due si sposano. Se è cambiata l'importanza, come si è modificata, che cosa ne pensi? Allora, è cambiata sicuramente la fotografia nel mondo del matrimonio negli ultimi anni. La cosa più importante, il cambiamento più importante è stato proprio nel concetto di fotografia. Tanti anni fa si usava la fotografia posata, quindi una fotografia in cui si dedicava molto tempo. Gli sposi dedicavano molto tempo al fotografo per realizzare degli scatti fotografici e lasciavano gli ospiti ad aspettarli nel ristorante, nella villa che avevano affittato. Quindi vuoi dire che non si usa più questo? No, ormai la tendenza è proprio quella di fare un servizio fotografico di reportage, dove chiaramente la spontaneità e la naturalezza regna sovrana, quindi l'idea proprio di andare a raccontare la giornata del matrimonio in un modo molto naturale, spontaneo, cogliendo tutti quei momenti che sono quelli più importanti, più divertenti e rappresentativi del matrimonio. Essendo una figura molto molto discreta che si nasconde tra gli ospiti, osserva e scatta senza infastidire troppo gli sposi. Come è cambiata? Se è cambiata anche la figura del wedding planner? Beh, è cambiata perché adesso con i social le spose arrivano con gli screenshot di Pinterest, di Instagram e ti dicono io lo voglio esattamente così, quindi da una parte aiuta perché capisci subito che cosa piace, da una parte insomma può essere un contro perché magari sono allestimenti molto costosi e quindi è difficile poi ammazzare il sogno del cliente che hai davanti. Ma più in generale, perché affidarsi a questa figura? Quanti magari non lo sanno, ancora non hanno conosciuto, perché farlo? Secondo me dà un grande valore aggiunto, non solo per il tempo ma per una pianificazione accurata, non per una forma di risparmio, cioè ovviamente io ti faccio risparmiare ma non devo essere scelta in funzione di uno sconto, ecco, o per spendere meno, deve essere capito proprio quello che è il mio lavoro, anche nel suggerirti fornitori di qualità, professionisti, non riservare sorprese all'ultimo che possono rovinare l'animo. Tanti fattori, ecco. Per rappresentare insomma le due fiamme che diventano una, quindi si creano tutti questi momenti simbolici che rendono più romantico, più particolare il matrimonio.